Saba è un nome grandissimo, uno dei tre grandi del Novecento, Saba, Ungheretti, Montale. Trieste è una città emblematica, sia per quello che riguarda la storia, sia per quello che riguarda la letteratura. È la città di Saba, di Svevo, di Zlataper. È una città che ci coinvolge, commuove, colpisce. La giuria di questo premio è una giuria prestigiosa, per me ha tutti i numeri per diventare il primo premio d'Italia. La prima edizione del premio Saba Poesia, organizzato da Regione Friuli Venezia Giulia insieme ai comuni di Trieste e Pordenone Legge, rappresenta intanto un grande passo avanti per tutto quel processo letterario legato alla poesia a livello nazionale e internazionale. Credo diventerà uno dei premi più importanti a livello globale e per questo anche il vincitore della prima edizione, Piersanti, è sicuramente un nome di prestigio che fa vedere e sottolinea l'importanza del premio stesso. Piersanti, ricordiamo, è stato candidato al Nobel nel 2005 e oltretutto ha un profondo legame, come dice la giuria stessa che ha assegnato il premio, al mondo di Saba e come Saba vedeva la poesia come processo di verità, anche verità difficili, anche verità che raccontano situazioni estremamente dolorose, però assolutamente vere. È passato un po' di tempo da quando abbiamo deciso di supportare il Comune di Trieste in questa nuova iniziativa che coinvolge anche Pordenone Legge, e cioè il premio Poesia Umberto Saba. È stata una decisione certamente non difficile, perché Trieste è la città della letteratura e la città di Umberto Saba. Tra l'altro è divertente anche la polemica. Umberto Saba, lo dico da fumatrice, era un accanito fumatore di pipa. Purtroppo il vandalismo ha fatto sì che in 3 o 4 diversi momenti la pipa di Umberto Saba sia scomparsa. Alla fine il comune si è arreso e non l'ha più rimessa in bocca a Umberto Saba. Ecco, prima o poi però tornerò alla carica per difendere i diritti dell'esigua minoranza dei fumatori e soprattutto per rispettare la memoria di Umberto Saba. Anche la sua pipa era parte della sua vita. È passato un po' di tempo, è passato un pezzo di pandemia, pensavamo di esserne fuori e non è successo, ma non ci siamo fermati. Devo dire grazie a Pordenone Legge, perché ha la capacità di lavorare comunque in qualsiasi condizione e la flessibilità per adattare ad ogni momento e ad ogni esigenza il frutto del suo lavoro. E ringrazio anche il Comune di Trieste, perché mi consente da assessore regionale di parlare di questo premio, partecipando anche attivamente all'opera del premio stesso. Il premiato di quest'anno è Umberto Piersanti, e mi fa anche piacere che ci sia questo nome proprio che coincide con quello di Saba per la prima edizione del premio. Siamo in una condizione di nuovo di rischio e quindi cerchiamo di fare di tutto per uscirne il prima possibile. Sono convinta che comunque, pur essendo un'edizione anomala rispetto a quello che si era pensato di fare quando abbiamo cominciato a parlare del premio, ma che faremo comunque l'anno prossimo, perché usciremo da quest'incubo, ecco, rispetto a quello che avevamo pensato di fare non ci sarà di meno, ci sarà di diverso. Faremo le cose in modo diverso, ma ci sarà comunque questa festa della poesia in una città che la poesia in qualche modo l'ha sempre chiamata. Oggi Trieste è un punto nevralgico per quello che è l'attività letteraria, in particolare per quella che è la presenza di importanti biblioteche in città. 300.000 visitatori all'anno nel 2019, prima del coronavirus, con un standard importante, una massiccia frequenza,
un patrimonio letterario e bibliotecario di circa 500.000 volumi, tra cui delle collezioni importanti dal punto di vista anche storico, per cui credo che questo premio fa onore e arriva in città per la prima volta, in quanto non ce n'erano in precedenza. Ricordiamo poi che ci sono da parte del Comune di Trieste dei importanti investimenti su questo tema, e soprattutto stiamo in una fase di avanzata riqualificazione in Palazzo Biserini di quello che è il Museo della Letteratura, un obiettivo importante che andrà a raccogliere appunto le collezioni di Saba, Gioia e Svevo, che in questo momento sono sistemate in altri contesti, un punto nevralgico della città, al centro del rione di Cavana, per cui credo che dovremmo tentare di dare continuità al premio letterario, in quanto ci appoggiamo alla Fondazione Pordenone Legge, che certamente è da anni che fa un'attività prioritaria in questo campo a livello ormai nazionale ed internazionale. È una iniziativa che si colloca nel percorso che intendiamo riproporre per arrivare al riconoscimento di città creativa UNESCO per la letteratura. Crediamo che Trieste abbia tutte le potenzialità per ottenere questo riconoscimento e per incentivare e promuovere quel turismo culturale letterario per cui Trieste ha tutte le carte in regola. Siamo sul Molo Audace, alle nostre spalle Piazza Unità, davanti c'è il Golfo di Trieste e da qui salutiamo Umberto Piersanti, il primo vincitore del premio Umberto Saba Città di Trieste, e lo invitiamo a vedere con noi, a guardare con noi questa luce speciale, quest'area particolare che è l'area dell'Alto Adriatico, e che dà questa atmosfera particolare, un'atmosfera che Saba appunto ha definito come una scontrosa grazia, cioè è un ambiente che ti attrae e allo stesso tempo porta qualcosa di inquietante, qualcosa che fa pensare a luoghi lontani e rende appunto inquieto il cuore. Quello che vorrei chiedere appunto a Umberto Piersanti, tenendo conto appunto che in fondo il libro che ha vinto, il titolo del libro che ha vinto il premio si chiama Campi d'ostinato amore, e facendo un parallelo, un'analogia tra la fedeltà, la lunga fedeltà di Umberto Saba appunto a Trieste, ai suoi luoghi, ai suoi miti, qual è il rapporto appunto di Umberto Piersanti invece con i suoi luoghi? Io sono nato come ero un bambino di città e nasco il 26 febbraio del 1941 in una casa appena fuori delle mura d'Urbino. Villa Gloria, era una villa, però io stavo in un appartamentino piccolo, un po' sotto, e lì mio padre faceva anche un po' il giardiniere. Però fin da quando avevo 6 o 7 anni andavo nei miei campi, alle Cesane, dove c'era la casa di mia nonna e la casa da parte di mia madre e anche la casa dei nonni da parte di mio padre. Quella da parte di mia madre era la più lontana. Si camminava per ore per arrivarci, allora non c'erano mezzi, niente. Io ho viaggiato abbastanza, sono stato nel Sahara come anche a New York, ma non sono mai stato così lontano da Urbino come quando non si vedevano più i torricini, come erano queste Cesane. E erano delle campagne solide, robuste, che rendevano anche poco, con delle case sperse, con delle grandi macchie. Ed io questi luoghi ce li ho dentro, non voglio essere retorico, ma dentro il cuore,
Per arrivarci alla casa di mia nonna bisognava scendere per uno stradino che correva lungo un fosso e poi attraversare tutta una serie di greppi. I greppi sono dei pendii che non sono come i dirupi, ma neanche un pendio dolce. Ecco, questi campi dove andavo con mia nonna a cercare i funghi, dove accompagnavo mio cugino a parare le pecore, anche se io li ho vissuti, diciamo, in una maniera privilegiata. Ero il bambino di città che scendeva in campagna e aveva tutto un po' a disposizione, per cui sono un po' nella mia memoria sono un po' magici. Poi so benissimo quanto dolore, quanta fatica, quanti stenti, quante lotte per la sopravvivenza, però la memoria trasfigura questi luoghi in una dimensione mitica. Arrivo sull'Adriatico, che si vedeva da lontano, lì, che la chiamavano la grande pozza i contadini, no? E che per loro l'acqua era quella delle pozze, dove andavano a prendere l'acqua, e quella era la grande pozza dove il mondo finiva. Lontano, Cilestrino, scontrosa Grazia perché non ha il cupo azzurro del Tirreno, e questa Grazia più delicata, sembra quasi anche un po' lacustre, no? E questi sono i miei luoghi. E ci sono poeti che magari a cui non interessa un luogo, no? Che potrebbero essere nati un po' dovunque e non per questo sono meno importanti. Per cui la poesia è soprattutto una riflessione o un discorso interiore. Per me i luoghi sono una patria poetica, un po' come poteva essere per le Langhe di Pavese, per l'Abruzzo e la Versilia di D'Annunzio e anche per la Maremma di Carducci. Potremmo continuare, qua parliamo di fronte a un Friuli, Venezia Giulia, come poteva essere per Biagio Maringrado e Trieste in modo particolare per Umberto Saba. Per noi è un motivo di grande orgoglio questo riconoscimento che è stato concesso al professor Umberto Piersanti, è qualcosa di cui la città va orgogliosa, ma che non ci coglie di sorpresa perché conosciamo bene le qualità del professor Piersanti, del quale Civitanova va orgogliosa e fiera. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione e riprova di tutta la sua grandissima dote letteraria. La poesia di Umberto Piersanti è poesia che nomina. Il suo è un linguaggio fortemente unito al corpo, all'universo delle sensazioni, dei bisogni e delle soddisfazioni. La sua poesia è un corpo che si muove e che costruisce, e lo fa estraendo dalla memoria sangue e lacrime, gioie e affanni, amori e gentilezze. Il passato è terra che va arata e seminata perché dia ancora nutrimento al presente. Scrive Umberto Piersanti nella poesia Terra di memorie. Terra di memorie, l'età che si inoltra, di volti che s'affollano e vicende dinanzi agli occhi e tremano nel sangue. L'infanzia è la stagione più tenace e ogni altra offusca e quasi oscura. Come non ricordare Umberto Saba, quando in Storia e cronistoria del canzoniere scrive:
Per fare come per comprendere l'arte, una cosa è necessaria: avere conservata in noi la nostra infanzia, che tutto il processo della vita tende a distruggere. Il poeta è un bambino che si meraviglia delle cose che accadono a lui stesso diventato adulto. E la poesia di Umberto Piersanti chiude con questa specie di esortazione. Ah, questa infanzia, che negli anni si inoltra e ti pervade, ossessiona i tuoi giorni e un poco, almeno un poco, li consola. Credo che sia importante premiare questo nuovo libro di Umberto Piersanti, questo Campi d'ostinato amore, perché è un libro che Piersanti sulla soglia degli 80 anni mette a sigillo di una lunga attività letteraria che non si cimenta solo con la poesia, ma anche con la narrativa, moltissimo con la saggistica, ma che ha forse il fulcro principale nella sua versificazione, nei versi, nella poesia. Un'attività che è data ad oltre 50 anni, quindi è un'attività considerevole, consistente, che segnala Piersanti come uno degli autori presenti, veri, rilevanti della nostra letteratura contemporanea. A me devo dire che ho sempre fatto molta simpatia e molto ho apprezzato i poeti così tenacemente ancorati e fedeli alle proprie origini. Saba naturalmente e Piersanti, ma anche naturalmente altri, Bertolucci, Pascoli che è stato citato, e poi venire più su tanti autori rilevanti della nostra letteratura hanno avuto con la propria origine, i propri luoghi d'origine, una continua attività tellurica e amorevole. Questa tenacia, questa ostinazione che è propria di alcuni poeti, e Piersanti è tra questi, nel considerare la vita, l'amore, la vita, come elemento coniugato strettamente ai luoghi di origine, ecco, questa mi è sembrata sempre una cosa molto, molto interessante. A me poi un'altra cosa, cioè si è parlato di Piersanti come poeta bucolico e addirittura a volte come poeta elegiaco. Sono naturalmente delle etichette che valgono quel che valgono, però non del tutto fuorvianti. A me ha colpito sempre un'altra cosa dell'attività poetica e dei versi di Piersanti, e cioè il fatto che nel suo splendore memorabile la natura di quelle sue Cesane, cioè di quel tratto di dorsale appenninica all'estremo est che sta tra le Marche e l'Umbria, in sostanza, mostri sempre rispetto alla vita un suo risvolto un po' crudele, cioè meraviglioso e crudele. Ecco, questo doppio registro che in lui è dichiarato in modo non esplosivo, ma sempre sotterraneo, sempre molto ben tenuto, a volte quasi con nonchalance, diciamo così, ecco, è una cosa che mi ha sempre molto colpito e forse fa parte davvero della profonda fedeltà, della strenua fedeltà ai luoghi e alla propria origine, che appunto in Piersanti è un elemento così focale e centrale della sua vita. Eccoci qui, io e Umberto, per fare la seconda domanda a Umberto e a Umberto Piersanti, il vincitore appunto del premio intitolato a Saba. Siamo qui a 2 passi dalla libreria Saba. Quello che vorremmo chiederti è questo, partendo da una piccola riflessione. La poesia italiana ha una tradizione
che vede la bellezza, ciò che della natura è bello, è piacevole, è gradevole, contrapposto a ciò che nella vita, nell'esistenza e nella natura stessa è dolore, è sofferenza. Se c'è un'altra analogia che possiamo giocare tra la tua poesia e quella di Saba, è che la passione, l'amore per le creature, il riscontrare nelle creature, negli esseri viventi, che siano la natura, gli alberi, i paesaggi, che siano proprio le creature, gli animali, riscontrare la bellezza, la fraternità con queste figure, non vieta però di scoprirne, di conoscerne l'aspetto del dolore, della sofferenza, di ciò che ogni esistenza, ogni essere vivente deve attraversare. Raccontami un po' nella tua poesia questa vicenda, come si svolge. La natura è una natura anche crudele già nelle sue prime strutture. Nel mio libro, in questo Campi d'ostinato amore, parlo della serpe che inghiotte l'uccellino, del falco che si leva in volo tra gli artigli la serpe. E la natura è una natura dove la fine, il dolore, però ha luci stupende e meravigliose. Ed è questo che in un qualche modo me la rende amata, sempre, anche quando ne scopro la dimensione tragica. Del resto hai parlato di Leopardi. Leopardi è quello che parla di natura matrigna, è anche quello che racconta la primavera con 3-4 versi di una felicità come non ha mai fatto nessun altro. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, sicca a mirarla intenerisce il cuore. Ecco, c'è stato un poeta che in 3-4 versi ha descritto con più forza la felicità della natura, pur sapendo che cos'era la natura, pur raccontando nella Ginestra questo disinteresse della natura all'uomo e a ogni altra creatura, per cui muoiono sotto il Vesuvio e tra la lava come le formiche possono morire colpite da un pomo che cade da un albero. Certo, la natura è dolorosa e tragica, ma è anche stupenda. E poi me la rendono cara, infinitamente cara, anche le sue presenze, anche ciò che c'è stato. Direi che un'analogia tra la poesia di Saba e quella di Piersanti, grosso modo, non è assolutamente stilistica o della impostazione della voce poetica, ma è nella centralità che ha la vita di per sé stessa presa, ecco, nella poesia dell'uno e dell'altro. La vita, come la vita che non ha un prima e un dopo, ma che si gioca lì, no? L'amore, il dolore, diceva Saba quando leggeva, ma sono parole anche di Piersanti queste, no? Quindi una poesia assolutamente non metafisica, ma incentrata sul cuore umano, sulle passioni, sui sentimenti, che spesso sono dolorosi e tanto più veri, e quindi anche sulle contraddizioni del cuore umano. E del resto anche nel canzoniere di Saba, col tempo che passa, subentra sempre di più una malinconia esistenziale, insomma, no? Con questo avviarsi in una anche precoce senso così di vecchiezza. E direi che sta proprio lì. Sono poeti, un poeta come Montale sarebbe più lontano da Piersanti, con i suoi traguardi metafisici, per esempio, no? E con le certe così, rappresentazioni stilizzate. Ma Saba è il poeta degli animali, degli animali sociali, tra l'altro, non di una natura selvaggia, no? Ma di una natura di animali che rientrano nel consorzio umano, che stanno accanto all'uomo, che possono essere anche così il soggetto di parabole allegoriche. E Piersanti vicino a questo sentire la centralità della vita,
La sua parola, come quella di Saba, non è realtà, ecco, ma è vita. È un poeta, sono poeti della vita. E in questo senso sono anche molto diretti, non hanno bisogno di particolare così, di un particolare sapere letterario, ecco, di filtri poetici per conquistare a una lettura. Piersanti infatti è un poeta che piace molto nelle letture, nelle scuole, presso il pubblico, perché è una poesia che arriva, la sua, ecco, che non intellettualizza, ma che riesce a conferire così dignità alla parola attraverso sentimenti e situazioni condivisibili, fraterni, umani, insomma. È come un uomo battuto dal vento, accecato di neve. Intorno pinge un inferno polare la città, l'aprirsi lungo il muro di una porta. Ho appena riletto la prima strofa di poesia di Umberto Saba e l'ho riletta pensando al nostro presente che sta affrontando una lunga tempesta che mette in crisi le fondamenta della vita, proprio come l'inferno polare di cui parla Saba. In questa temperie la poesia può tornare ad esercitare il suo antico ruolo, essere una bussola per la nostra specie, guidando i nostri occhi accecati, mostrandoci la porta poco prima invisibile e accogliendoci in un luogo in cui possiamo sentirci a casa, nel calore che nasce dalla condivisione con gli altri umani. È allora che la trasformazione avviene. La tempesta si è già placata, abbiamo attinto alle forze necessarie per attraversarla. Anche per Umberto Piersanti l'esperienza della poesia è vissuta da sempre nel suo profondo significato antropologico, come possibilità di ritrovare un bene indispensabile per la vita, un bene che va spartito con gli altri, come si spartisce un vino o un cibo, come facevano gli Aedi negli antichi simposi. Per Umberto Piersanti, come per Saba, la poesia nasce da un profondo radicamento nella propria vicenda biografica e nei luoghi che le appartengono, e da un rapporto autentico e coraggioso con la tradizione, con quelle che Saba definisce trite parole che non uno osava. Questo ostinato, istintivo coraggio lo guida da più di 50 anni, il suo esordio infatti del 67, sui sentieri laterali, sulle strade sterrate del suo Appennino e delle sue Cesane, raccogliendo storie dai fiori e dalle erbe, le voci della millenaria civiltà contadina e della propria storia familiare, quella persa in un casolare in fondo al fosso e quella del presente, nella provincia marchigiana, con il figlio Jacopo, elfo inconoscibile e distante, facendo della propria vicenda un mito che oltrepassa i confini dello spazio e del tempo e parla alla nostra umanità, con una voce unica e inconfondibile. Volti sull'acqua, vagano i volti giù per l'acqua chiara, l'acqua del fosso, che più fresca odora. Attento, attento ai sassi e agli spuntoni, li chiamano pedio quelli d'Urbino, che non sanno scendere tra i greppi. Sei figlio delicato e un po' stordito, guardi le raganelle saltare dalle canne, e poi nel fondo se ci sono i granchi e non vedi i sassi dove sbatti, la biscia che è nascosta tra le pietre. L'ava dagli occhi azzurri ora ti parla, occhi a cui nulla sfugge sulla terra e neppure per l'aria o dentro l'acqua. Nonna, neanche il falco ha occhi come i tuoi. Un altro volto tremola nell'acqua,
l'antico siede scalzo sotto il noce, remota la sua voce, ti giunge appena, narra dello sprovinglo. Il cane nero un giorno gli è saltato sul birroccio e cresceva, cresceva, metteva paura. Dopo lui gli ha dato con la frusta. Quello ha messo le ali, poi è volato lontano, oltre i monti lontani, oltre il Carpegna e i sassi piatti. Il padre dal volto magro cammina lento, lento e sicuro, il ramo d'olmo confitto sulla terra. La meta è quella casa in fondo al fosso. Quando siete alla piana dei lupini, tu ti siedi e succhi il gambo dolce. E la madre gentile dal volto chiaro nella casa t'aspetta e ti prepara l'uovo non sodo, quello che lo puoi bere tutto caldo. L'acqua del fosso scorre sempre diversa, porta lontano i volti e non sai dove. Per me la natura è anche una natura trasfigurata dalla memoria. Non la racconto delle volte, ma il più delle volte la racconto trasportata nella mia infanzia, vista con gli occhi del bambino che l'ha scoperta, che lì, scendendo tra quei campi, se n'è innamorato. E così avviene. Siamo in piazza Ortis, di fronte alla biblioteca civica a lui intitolata e proprio di fronte all'ETS, al Museo della Letteratura. Cosa di meglio che questo posto, che luogo migliore per invitare appunto il vincitore del premio Umberto Saba, Umberto Piersanti, a riflettere su questo argomento. Umberto Piersanti è un navigatore di lungo corso della poesia, ha fatto parte per molto tempo anche delle vicende della poesia tardo-novecentesca, è uno dei protagonisti della fine del secolo, di questo nuovo millennio, e proprio a lui chiedo due parole o una riflessione su che cosa aspetta la poesia. Sono tempi per la poesia questi, o in questi tempi quale compito è proprio della poesia? A differenza di altri, io non credo che i poeti siano dei legislatori del mondo, oppure come qualcuno come Platone aveva pensato dei filosofi. Non credo neanche, come qualcuno ha detto, che ci sia bisogno di qualche poeta nel governo. I poeti sbagliano come tutti, Ezra Pound aveva simpatie verso dittature feroci ed era antisemita, Pablo Neruda faceva la lode di Stalin. Allora qual è la verità della poesia? La verità della poesia è che la poesia è una parola in un'epoca come la nostra, dove le parole volano, s'accavallano, ne ritornano migliaia, ne arrivano. La poesia è una parola forte, è una parola che scava, è una parola che ci obbliga alla conoscenza, è una parola che va alle nostre radici. Se io leggo Saffo, che è gelosa, quanto vede una fanciulla del Tiaso andare a nozze e sente che gli sudano le tempie, gli tremano le mani, qualsiasi persona che oggi ha un attacco di gelosia, magari vedendo la propria donna o il proprio uomo con un altro che balla stretto, avrebbe le stesse reazioni, no? O potrebbe averle molto analoghe. Per cui la poesia va nel profondo dell'uomo ed è fatta anche nel profondo anche dello sguardo. Qualcuno ha accusato la poesia di essere individualistica. Il contrario, la poesia affronta gli archetipi di tutti i tempi, cioè
l'amore, no? La paura della morte, il senso del tempo che passa, la contemplazione della natura, lo sgomento di fronte a una società in cui non ci si riconosce, perché c'è anche quella. Per cui la poesia, qual è il compito? In un'epoca in cui tutto sembra diventare troppo rapido, troppo fuggevole, troppo... Ecco, la poesia deve avere il compito di concentrarci sulla realtà del nostro esistere, sul senso delle cose, sulle domande, senza neanche pretendere le risposte. Chiudo con questa frase. La poesia non ha un valore sociologico, non serve per questo, per quello, ha un valore antropologico. Una umanità senza poesia è un'umanità più povera. Grazie Umberto, e a questo punto, per concludere, cosa di meglio che ascoltare una tua poesia? Tra spini e rovi, come il capriolo che si imbosca dove la macchia è più folta, tra spini e rovi, è passato il lupo non distante, proprio dietro la quercia grande, e l'odore e l'urlo sono ancora dentro l'aria fatta nera e spessa, anche se maggio, il mese più gonfio e verde, nel caprifoglio splende, e del cisto riluce sul largo fiore, del bosco cerchi l'anfratto più scuro e riparato, e spini e rovi ti fanno scudo contro chi vaga intorno e ti minaccia.